Blitz della Polizia di Stato a Vicenza. Un uomo è stato arrestato in flagranza di reato per possesso ai fini di spaccio di droghe e un altro soggetto è indagato in stato di libertà per lo stesso reato. Nel corso dei controlli sono stati inoltre sequestrati cocaina, cannabinoidi ed eroina, mentre 3 persone hanno ricevuto sanzioni amministrative per uso di stupefacenti. L'intervento rientra nella vasta operazione nazionale alto impatto coordinata dal Servizio Centrale Operativo con l'impiego delle squadre mobili presenti su tutto il territorio italiano. Obiettivo della maxi operazione il contrasto dello spaccio, anche attraverso i cosiddetti cannabis shop e dei reati collegati alla criminalità diffusa, tra cui regolamenti di conti, reati contro il patrimonio, porto illegale di armi e episodi di violenza. Nel corso dell'operazione nazionale, le forze dell'ordine hanno identificato oltre 95.000 persone, arrestato oltre 380 soggetti e indagato in stato di libertà altri 655 individui, tra cui stranieri e minorenni, soprattutto in aree note per lo spaccio e la cosiddetta mala movida. Sono stati sequestrati 35 kg di cocaina, oltre 1.300 kg di cannabinoidi, 1 kg di eroina, 41 armi da fuoco, 80 armi bianche e più di 300.000 euro in contanti ritenuti provento dello spaccio. Inoltre sono state elevate più di 500 sanzioni amministrative per uso di droga e somministrazione illecita di alcolici.